Sciopero dei medici di famiglia, 1° marzo e il giorno 2, i medici incroceranno le braccia, tanti probabili disagi per l'utenza. Con loro anche i medici di famiglia, guardie mediche, medici dell'emergenza sanitaria territoriale, medici della medicina, dei servizi aderenti ai sindacati. Prevista anche una manifestazione a Roma. La mobilitazione chiama tutti i raccolti ai medici dell'area convenzionata a causa dei carichi di lavoro insostenibili e della mancanza di tutele. Sentiamo la dottoressa Pina Onotri, presidente nazionale dello SMI, Sindacato Medici Italiani, e il dottor Giuseppe Catania, responsabile del sindacato nella regione siciliana. Scioperiamo perché dopo 2 anni di pandemia siamo veramente stremati. Scioperiamo perché è stato bocciato l'emendamento che riconosceva il giusto indennizzo ai familiari dei medici morti per Covid che sono andati in battaglia senza armi. Scioperiamo perché più di 3 milioni di italiani sono senza medico di famiglia e le postazioni di guardia medica sono soppresse o accorpate per mancanza di personale e sulle ambulanze del 118 non vi sono medici a bordo. È un appello che rivolgo ai colleghi nel sostenere la nostra protesta e ai cittadini di essere al nostro fianco per salvare il servizio sanitario nazionale. Per rivendicare la situazione dei medici di famiglia, in quanto sono stati dichiarati fannulloni, che non lavorano, che percepiscono i soldi in maniera quasi impropria, eccetera. Io giustamente poi per la situazione di questa, dei morti che abbiamo avuto per il Covid dei medici di famiglia, che giustamente vogliono dare alle famiglie pochi soldi, ridicoli, in quanto una vita di una persona che si è dedicata e che è stata dichiarata eroe viene esclusivamente maltrattata. Tra l'altro i compiti che abbiamo noi medici di famiglia sono molto pesanti, la burocrazia va solo a carico dei medici di famiglia, cioè i medici di famiglia sono ormai appesantiti dalla burocrazia e quindi quasi esiste solo il Covid e non altre patologie. Cioè nei nostri studi noi non lavoriamo, come dicono a livello nazionale, 3 ore al giorno, ma si lavora alla bellezza di 12-16 ore pure al giorno continuamente. Quelli che criticano bisogna vedere quando lavora il medico di famiglia e quando è appesantito dalla burocrazia, cioè altri guadagnano, un medico ha solo le incombenze di lavorare. Quindi la vostra è una protesta prettamente economica, da quello che capisco. Non è solo economica, è economica. Assolutamente no, non è una pretesa economica, è una pretesa di dare la giusta compensazione, dico, a chi lavora pesantemente, che lavora, avendo le incombenze, perché poi gli stipendi che io personalmente abbiamo vaccinato nei nostri studi, perché siamo stati proibiti a vaccinare le hub, dico proibiti, abbiamo vaccinato 5.000 persone vaccinate con una situazione facendo medico, inoculatore, quindi infermiere e pure burocrazia, cioè amministrativi. Cioè i nostri guadagni sono ridicoli, si parla di 10 euro lorde quando fai 3 prestazioni, mentre presso le hub non si parla quanti soldi sono stati dati e retribuiti. Cioè una cosa allucinante. Quando durerà lo sciopero? Lo sciopero si chiude oggi a Roma, c'è la dimostrazione a livello del Ministero della Salute, in cui bisogna ripigliare la situazione dell'accordo nazionale, bisogna riprenderlo perché giustamente fannulloni. Siamo stati definiti persone che quasi non ci sacrificano per l'utente, invece con l'utente, con il paziente siamo molto vicini ai pazienti. È un accordo che personalmente vogliono passare, non si capisce, alla dipendenza o alla non dipendenza, le cosiddette case delle comunità, creando ancora disordine, perché c'è un disordine, non c'è sul piano del PNRR, che i soldi andranno nella situazione della sanità, è giusto, ma viene dato il potere sempre in mano ai vari ASP, alle varie regioni che vanno a determinare le situazioni e tolgono l'autonomia pure del medico di famiglia. Cioè in questo caso perché si toglie l'autonomia? Perché la libertà che ha il medico, che il medico ha delle convenzioni, quindi convenzione deve garantire alcune ore, che ne garantisce molto di più che deve fare, di fatto la libertà della sua professione viene pure tolta e non si capisce se viene tolta oppure dobbiamo passare appesantite alla dipendenza pure delle ASP nelle nostre ore di libertà di lavoro e nella nostra indipendenza. Ci viene tolta l'indipendenza e tra l'altro io penso una cosa,
tutto a carico del controllo delle ASP, togliendo pure le nostre ore di vita nella nostra famiglia pure, questa è la verità. Quindi siamo molto appesantiti, non siamo riconosciuti, siamo chiamati eroi quando ci conviene, fannulloni quando personalmente. Tutto questo bisogna smentirlo, perché i soldi che guadagna il medico, cioè sono veramente fermi a date situazioni da tanti anni, fermi, e non si mettono in rapporto alle altre attività lavorative di altre persone e non si capisce. Tra l'altro noi chiediamo pure che il medico di famiglia viene riconosciuto come specialista e non sempre come corso di formazione. Sono tanti punti che penso di dibattere in un'altra sede, in cui noi possiamo prolungare tutte le grandi carenze che sono nella medicina generale, le grandi carenze.